Che non mi sei costato tanta fatica, sai, benedetto? No, non è credo, no, sì. Fatica io, per carità. Guarda, io che anche mi fio, verrà anche disgraziato, perché prima ti cuco che non ti sia altro, dopo che il vecchio bacuco ma ti dimmi, disime tutti, ma perché vero il Paolo che è il gran pittore, vero, bello, con tutte le cose, le rendite che ha, non è tornato un mese fa, invece che tornare un po', vedrai che l'angelo gliel'ha posto. Ma dimmi perché? Paolo, lei... Ma sei tornato ancora? Paolo, lei? Torna un po'? Lei è tornato un po', anzi l'angela ha detto che stasera ci invita anche a cena, visto che Paolo, lei qua! Sì, stasera che pensi, vero? Pensi, lui che porta me de momos? Sì, Paolo, lei torna ancora? Sì. Che miseria! Ma sa che questa è un'ottima occasione per fare un piano di confusione! Paolo non ha mai negato che piace l'Angela e viceversa! No, sempre stai innamorato. Certo che sia! Con questa lingua che ha a doppia punta come i serpenti che mai te se ne entra! Podalia! Forse! Forse! No, io forse non... No. Io non sei in grado di... No. Penso che non sia Basta stare via! Sì. Torniamo altri, andiamo via! Non sei buona, Ma se sta buona, vieni qua che non sito. A me nascondo per paura di ciappare l'anima sua, Dio! Se sta buona ad sfare il tuo matrimonio, ma avuto che non sia buona ad sfare anche questo. Questo è vero. A se me fare a me e vedari. Ah, sai che fare? Sì, non è che pensa. Enrico, sì. E Rosetta si deaga e si dispera. No, cosa fare? Ah, poveretta, mi fa peccato. Amico mio. Aldo non mi sento brava. Insieme per un permesso. Grazie Gigina, ma però, dai. Enrico, Aldo, Enrico, perdono. Aldo, aspetta che... Bisogna che sistemiamo sta roba, Sì, appunto, ecco, aspetta, bisogna che li sistemiamo anche qua il discorso di signora, scusi, come dire, si chiama E mi chiama pure per nome, Santina. Signora Santina, che signora Santina qua, bisogna, innanzitutto, caro Aldo, io... bisogna che metteremo in camera con l'Angela perché è il ciò del buso, è una dura ciama, io non so veramente un feramoro, o come si chiama, ma però hai capito benissimo. Invece ti, Carmesenero, secondo, ti sistemeremo su un granaro. Oh, bene, adesso tu. Così, a te stare fresco, caro, quando entro un tocco. Cosa? Fate rispettare. Ami Granaro? Sì, in granaro, così te stai fresco, caro, con un altro bel tocchetto. Ma un tocco anche. Sai cosa che vuoi dire, cara mi dia. signora? Mi dia. Ma io dico proprio con il profondo del figato. Anche ancora dea. Neanche codeato. Che io su sta casa a pensare sulle robe che gli interessa a ella. Giusto? Cara, capio? Ma ho capito, ma te non ti sei mica che mi hago da stare sempre vicino a mie fiore, giorno e notte. Oh, no. Ah, sì? Sì. E mi sa cosa che gli dico? Dimmi. Che fa subito fagotto. Immediatamente. E quella se la porta, alla capì? Ho capito, caro. Andare! Essendo caro il mesenero, cosa che mi ti rispondo? Vai. Te rispondo che se fasso fagotto me fioia e vien via con me. Capito? A vedremo. Perché? A vedremo. Perché mi caro, perché mi mesenero non mi ha mai fatto paura. E basta. Enrico. Ma hai tu visto che occhio spalliero che aveva? Guardavi a te o guardavi a me? No, dico guardavi a te o guardavi a me? E lei straugia. L'altra volta le entra così, Enrico! Bravo!
Bravo, Zeno, bravo. No, ma siccome hai visto una roba del genere, Così bisogna essere zeneri, dobbiamo comprarsi così caro, suocero, così si fa. gioca, Bisogna ma- essere subito molto chiari. Giusto. Avanti, qui se fosse io, sento cosa faria, ciapparia. Mare e fiora, patapì, patapum, doppe adi, inter culo. Via! Tutti e due fuori a casa e Ma mi sento Dio scherzare, ma ho sentito Dio dire, ma che manca riega quella, manca riega quella. ma che triste. Così Chi così sei? tenera, E a dolce, e pare, sì, e pare, una fugassa margherita. Ti servisci che bene. Ma caro mio Aldo, dopo e il prima o poi farà il confronto statosetta del Mario che aveva prima. E qui io chiamavo Alfetta perché faceva prima, seconda, terza, tattacqua doppietta. Sento ti che magari a tua età ogni tanto te brecchia folle. Ma cosa dici? Perché era un bauco. Chi sei? Io Mario avevo prima? Maria prima, sì. Era Un bauco? baucotto, rustico, forse che aveva il fianco che spusava, che magari si dava poco, proprio un messiero. Po'. Me l'ha detto suo mare, me l'ha detto suo mare. Ti ho detto somare? Sì, me l'ha Lo sapevo che mi spiava in doccia. Dico, non te vuole mica che rimetta 40 milioni, vero? Le lire? Quanto? 40 milioni di lire. Cazzo 40 milioni? No, caso dico, mica l'ho firmata se io. No, dico, cazzo, dico, 40 milioni vuol dire che se l'inflazione se è aumentata da 20 a 40, va bene. Sì, altro che inflazione, non mai basso, mia, porca Però- miseria. 40 milioni. Vabbè, ho che se vedervi che dai un'altra volta d'accordo, che fai tutte queste carte, faccio e che bello, sì. Vado a portare un tè a mamma. No, beh, lascia. No. Intanto ti produce chiamare la mamma. E non che sia camerina per queste robe qua, dove Devi vengono? fare pesce, devi fare... Ma sì, dai, lascia, dai. No, vago mio, scherziamo vago mio. No. Enrico, ma va il papà? Per far sempre con sua No, sta moglie. Mi pare giusto, se compito mio ero. Fammi se va di aso un casino. Enrico, Mettito, cioè, mettito. va a farti una doccia, chietate una stanta, Mettito, signor. salve un attimo. Detenio mi, papà, non state preoccupare. Perfetto. Letto un po'. Eh, C'è una roba blu? Questi rimasti. Guarda che delle pastigliette blu. Sì! Angela! Sì! Blu. Chi si caga con fianco, scarpe? Che fa sapere tutte che robe là? Ma sento Rosetta, adesso tutte che mi critichi sempre, adesso va di aso un casino, va di Ma aso. che casi zio? Ma sì, perché adesso te ne adesso moglie, devo a una certa età, però si vede che appunto con l'aiutino. Adesso vado cosa dall'Angela devo fare? e mi fuori tutto, Sì, adesso ma- sono rovinato, dai. mi sai che racconto. Devo, Ma cosa ha avuto Enrico, sapere? Cosa detto un po', Enrico? Cosa che devo adesso? Cosa che devo Muove ancora subito di là, che l'alno le dà in camera dell'Angela e che ha tolto sì il pastore blu e le duro come un albero! Angela, stanno via Cosa dai anche ea? Cosa? Tra moglie e marito, ma mette che Deo... Sento che devo confabulati fin da adesso. Meglio. E ora andiamo. Andiamo via. Dove andiamo? Zarico! Paolo! Paolo, ma sì, torna! sono fuori per strada. Come stai, tuo caro? Ma devo sempre cercare. Sentite, lo saputo di si torna. No, non ne posso più! Non ne posso! Mamma arriva via da stasera! Da sta casa, stasera stessa! Porca della miseria! Papà.
E se no, non vieni altri da sui. Oh, porca miseria, ma non me ne posso più. Papà, mica non che ne posso più, cosa capito tutti? Papà, lasciami stare, cattivi, lasciami stare. Perché ti si vede? Papà, un corno. Papà? Ma è Sofia anche lei? Non sapevo mica Angela avesse una sorella e Bea anche. Bisogna che qua Enrico ti tiri fuori l'artista che senti. Come che cangi cambiare? Bisogna Enrico che ti tiri fuori l'artista che ti senti. Paolo! Ehi, Ah Paolo, come stai caro? Che hai visto? L'Aldo furioso, non ho neanche potuto presentarti, te che hai visto il per carità lo conosco il Corriere Angelo. Ah, quindi te che hai saputo tutte le novità che ci sta qua dentro? Sì, mi ha detto il cameriere, povera Santina. Comunque sono convinto che ti non ti ad avere mica pianto mossa. Ma che Paolo? Paolo d'amico ti dico, io ero talmente contento di essermene liberato, ma talmente contento che altro, o mia maridarsi un'altra volta, Paolo. E Angela? Cosa è una persona? L'Angela che accetta come che sempre accetta, no? Per fare contenta sua madre, Nemo, cosa domande mi effetto? L'Angela. Ragazzi, l'Angela. E poi tutta questa storia qua, mi credo che anche a te, Paolo, ti dispiacerà, Paolo? Paolo, di questa storia, ti dispiace? Di l'Angela te che sempre piaciuto. E anche io, non ha mai negato una certa simpatia per te, o sbaglio? Poi te che hai visto che ha mantenuto un bel teatro, Ma cosa si deve cercare di dire? Non riesco mica a capire. Che adesso ti ferramenta, compri due bandinei a Gemma, così a sera ti metti in cavalletto. Dai che scherzo! L'Angela ti ha sempre fatto un fiato di gola. Bene, adesso mi un piano. Dite che fai una corte spietata. Ma una corte spietata l'Angela. Te va là. Noi te becchimmo nel fatto. L'Angela sarà costretta purtroppo a divorziare e te mariti con l'Angela perché si libera e sogna della tua vita. Ma era marito. Certo! Ma perché ti vuoi liberare di io? Perché non voglio che diventa moglie di mio suocero. Paolo. Moglie del suocero? Era amato questo qua. E sento cosa che ti dico, che se nel caso tutto andasse bene e a suocera ti rompe scatole, patapù, doppiate in del culo, te li butti fuori tutti e due. Finito, ascoltami me. Non so ancora neanche che sei morto. Andiamo Paolo, andiamo. Buttati per l'ombretta. Dai. Oddio. Dopo una marea di... Caro Paolo! Signora! Zia. Sempre più giovane! E lei torna? Sì, ho fatto un patto col diavolo. Ma lui Ma Vale, il diavolo si deve avere anche, cioè sì, va bene. Non neanche parla? Guarda, ti piace? Scusa, Zia. Devo dire a Paolo, e lei è d'accordo su tutto. D'accordo su cosa? Su tutto. Appunto, Mica faccio una corte spietata, Angela. Angela. Saremo scoperti Scoperti? e divorzierà e mi vorrà maridarla. Sì. No, cari miei, non si può è mia, perché io sarei un adultero Perché? e a legge non permette mia. E io adesso che faccio io? Ciao Angela, vado all'estero, mi sposo e poi torno a casa a Bologna. Ecco, e Valerio, si è sposato una casa, na. E qua Santina cosa pensiamo di fare? E io ho detto, si è rotto... Non che sei problemi, se mi rompe vai, vada destro, sinistro, Aramengo! Paolo, guarda, avevamo mettere una bottiglia in fresca perché stasera avevamo da festeggiare, caro mio. Arrivo subito. Sì, vai. Enrico! Oh, scusa un attimo, sì. Ma davvero non te vuoi più bene, Angela? Mi? Paolo, neanche un pochetto. Guarda! E andiamo avanti. Ma, è proprio vero che non sono più bene, signore? Ma scarcito! E stravede parela! Mi comincio a non capire più niente. Forse è del caso che me ammocca. O me ne frega niente. No, così. No, mi vado via. No.
mi aspetti un attimo. Mi sono Paolo, un amico di Enrico. Ah, piacere, Rosetta. Ah, se me ne parlate io? Ah, mamma mia, sì. Io sei suo amico ancora da quando che l'abitava a Venezia. Sì. Mi ricordo, sì. Senta, posso farti una domanda? Oh, Ma se è una giornata difficile, un cogliere partita bene, dopo insomma che è tutta sconfuzionata. E ora, io come lo vedo Enrico? Con gli occhi? Sì, capivo anche a me, ma non che fare un stranetto un po'. Ah, a dire il vero, mi pare sì, ci stava io. Ah, ecco, no, meno male, no, perché... Non sai che magari, sai, lavora a massa e ha bisogno di un pochettino di riposo. Insomma, lavora massa anche no, sai, perché io ho anche un sacco di talento e ho un estro, suona al piano, ascolto anche a me, però insomma è un fia ossioso, dovrei impegnarsi un fia di più. Veramente. Sì, ma io sono un musicista anche io. Musicista a me? Sì. Cocca. 3 anni che sono amico conservatorio. Però. Non mi chiamo diverto. Però hai imparato stesso? No, con passione. Ah, e ora potrei domandarti un piacere. Domandarti, domandare chi? Domandarti Sì, un piacere. certo, E ora vado un attimo una roba. Aspettami qua, sentate se te vuoi. Sentate pure sentare. Aspettami qua un secondo, per favore, che ti faccio vedere una roba. Oh, voi altri si parlano di non credere, ma a me piace. Guarda, Paolo! Fermo là, seguo. Che sei il barricato e che sei quello che va avanti un passo a volta. Fermo perché le vivo. Guarda cosa te come si fresca. Acqua squacquerona. Questa sei giusta, quello che vuoi per il tuo matrimonio. Il matrimonio? Sì, Con chi? come con l'Angela. Scusa, io mi brindare un bicchiere solo. Cosa ti sei da solo intanto? Vabbè, comunque è una roba, stai detto. Non sarebbe mica meglio che con sua sorella. Beh, sorella. Paolo l'Angela, non ga sorella, andiamo. Ma dai, che beh, tu che era qua prima. Paolo, ma guarda, se mia moglie, non sei mia sorella, attacchiamo con questa adesso. Dai, vago, torna una bottiglia di B perché vedo che qua è il taglio di cavite che ha scadato un fittì serveo. Ara che se te cresce i buti dopo sono casini da tagliare. Sua moglie. Maria Santissima, Dio mi sia tutto. Paolo, guardami qua. Guarda. Ecco qua, guarda. Che è sta canzone qua, se tu buon dell'essere notte. Alleluia! Ah, sì. Ma perché guarda, manco che mi tira un po'. Però bisogna dare una nota come si dice? Non so ti serve un pianoforte, una chitarra, cosa ti serve? Una nota, come una roba come si dice? Una nota di importanza, perché colore. Ah, ok. Avevo buttato via i pennelli l'altro dito, per la cura del cuore. E ora non capisco cosa che ti vuoi fare. Spiegami, però, e tue? Sì, e non mi avevi? Oh. Ah, adesso ho capito. L'importanza ha visto. Ah, che ha di parecchio, te hai ragione. Te sei proprio un professionista, si vede che te la suona al consultorio, no, al conservatorio. La 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 la. La 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 la. Grande così amore. Roba così. Sempre per via che ne te aveva verso. No, lo studio italiano. La 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 la. Un amore così grande, un amore così. Che canta mica so. Tan alto caldo dentro e fuori, intorno a noi, un silenzio breve, poi La bocca tua. Si accende un'altra volta! Chi è che canta le mie canzoni? Chi è che canta le mie canzoni? Ah, sei la cameriera. Si senti la voce cameriera, sento così. Faccio che si casca qua il tono. Non sei la voce da cameriera sta qua, no? Un silenzio. Probabilmente la voce da cameriera sta qua. No, ma... Si accende. Guarda, piano. Si accende un'altra volta.
non sei proprio tu questa canzone. Bravo. Sei proprio bella. Bravo. Bisogna proprio che io dica adesso. E se proprio una gran bella canzone. Ma sempre a patto però che abbia scritta proprio io. Cioè, dico, hanno beccato con una nota. Cosa seccato? La nota, la noia, tutto so. No, è morta! Ma cosa Devo dire, senti, Ma cosa devi sto tocco dentro qua? Paolo, sta calmo, ti posso spiegare. Cosa devo tutto sto sciasso che si sente fin in piazza? Cosa devo tutto sto bordello? Cosa si deve fare su qua? Mamma. Via, scusi, come fa a conoscere le mie canzoni? Enrico l'ha dedicata a me. Rosetta, Alla mia cara mogliettina. Sì. E ieri ho visto cara mogliettina. Enrico? sì? Enrico? Sì? Cosa vuol dire sta roba qua? Somiglia alla sua cara Ma mogliettina. ieri... E là? Tempo. Tua moglie? Ma ieri mia moglie! E che l'ho divorziato anni fa! Devo, basta! È mio marito! Papà? E sentite Simona, è colpa mia! Andiamo! Papà! Ma allora non sei sorelle! Ma sentite, sta! Andiamo via. Cara signora, signora, no, stava nascondersi, no. Ella non mi aveva detto che il suo primo genero gli era come per dire trapassato. Certo, che ho godito mica! Ecco. Mica tocca forza, perché dico, sapete di che non te ne avessi mai maritata una donna divorziata. E ora voi dovreste farti credere che l'Angela l'ha già vedono perché ti ha marito. Giusto? Ma guarda che razza del lavoro, ma guarda che razza del suo. E questo che sembra genero, sei anche su genero ora? Sì, Genero, genero. Qua. Pensa ben chiaro. Qua che si. Prendi e minge. Sì, ma Andiamo qua che si. via, andiamo via, Enrico. Andiamo via. E non capito, No, voi altri state fermi qua. Andiamo Se via gli c'è altri. qualcuno che andrà via qui o su me, Beh, potrebbe essere noi un'idea altri. anche questa, potrebbe essere un'idea anche questa. Va bene, ciao papà, guardati, ciao. guardati che razza del lune miei, ma guarda che Ora razza. vado a prepararmi. Ecco, brava. Vabbè. Va a prepararti che andiamo via subito. Subito. senti. Mamma, andiamo a prepararci. Vai. Un momento. Momento cosa? Andiamo via, mi e ti, Via. da soli. Adesso Gana capio. No, capito? No. Ma ti credito di portarmi via le bambine di carta. Guarda, io la piso anche. Crederesti che mi fosse contenta? No. Ma sai cosa gli dico? Che non me ne frega un figo secco. Bene. Dai Angela, vatti a preparare, dai, va. Dai, va. Senti che parlo. Sì, ma sei robe da dire a un genero? Mica capito con io. Con io? Anche mio capio con Io non lei. capisco l'altra roba, ma se stesso localmente io ho detto che prima era su sta casa a pensare sulle robe sue e niente basta. Angela andiamo dai Io palazzi. cosa dite ancora? Che mi da pensare solo che mi fiore ha detto capito? Portarmi via una bambina te lo dito. Perché se non no. sarà mai. Perché se no. Perché se no cosa? Ma non so, ma vedi, guarda, mi dico una roba, è meglio che stare attenta, è meglio che stare attenta. Ma ascolta qua, ma vorresti tu mettermi anche mandosso per caso? Guarda che dico che, guarda, è meglio che mi metti in scarsera perché. No, Che coraggio di fare quello che ha fatto mia. Sente, crede di farmi paura, farmi bencare, so tutto un tremasso. Stare, dai, andiamo via, mamma. Credi, caro, sì, credi. Possiamo stare, A me fa paura, insomma, a me fa paura. Ma sì, caro. Figuremose. Ti ho detto, ti non ho paura. Ah sì, e invece Ciao, passate. No. Angela, ti prego, ascolta. Ti giuro, non ho fatto apposta. ma stavolta l'avevo
testimoni, eh? Avevo i testimoni! Ma no, Angela, ti Questi prego, servizi bambina, gravi. fatto Servizi io. gravi. Ma sta a fare Sei servizi gravi! Prego, fatto io. Andiamo via da sta casa. Divorzieremo! No. Bitte, voglio bene. No, ma ti sento io. Andiamo via da sta casa, Angela, muoviti. Angela! Fermati! Angelo! Bravo! Via, com'è Angela? Angela! Cosa vuoi fare? Angela! Sei il nuovo procuratore e sta attenta dove che ti porta il tuo Paolino. Ciao, bella. Ti porto la terrazza. Tranquilla. Fare ribanco. E faccio girare il mondo, mi No. Paolo, ma te che hai armato il GPS, se no se perdevo, no? allora CBS su tutto. Allora CBS, CGL, CISLE, Will. Allora fammi la porta, dimmi. Ciao, io se posso... Non si può fare queste robe, no. È colpa sua. Ma, Gavio visto, sto in coco io e pien de skei. Beh, mi dice che non che se do senza tre. Ma speriamo che stavolta non sia proprio così, Non sia proprio così. E insomma, perché avevo pensato proprio che stavolta, caro, che stavolta se troveremo in tribunale tutti dopo. Beh, allora, Ecco io. abbiamo una macchina unica così Sì. Ecco io. E se ricorderà ben e a data di un co. Sì. Ostria. Se ricorderà. Ostria, sì. Io auguro. Buonasera Zeneri. Ciao, cara. Buonasera Zeneri. La ricordano sì. È il giorno dell'anniversario del vostro matrimonio Sì. e del mio divorzio. Caro Aldo, a volte il divorzio può essere anche una gran sorpresa se dopo. Ma guardati. Rosetta, ti spiegherò tutto, sta calma, non sta a guardarmi sempre mai, perché dove vai sempre mai così? Che hai fatto il giorno del nostro anniversario. Ma tuo padre Non lo no! so. Dite che Adesso signor dove sei Miele- che vai da solo? Non ti pensi tuo padre da solo? Signor Miele, stai fiero, guarda qua, guarda Dove vai? Ci giro papamo, niente, fanno i massaggi, skate, dove vai? Adesso Guarda, intanto, sono 2 minuti, no, intanto che una festa rovinata, cosa che non da fare, non so. Aldo, fa un piacere vieni qua che devo dite una cosa. Adesso mi sono anche tanto preoccupato. Parti. Sì. Ma No, sento sento, così. Aspetta, scusa, Cosa? sento dei rumori fuori dalla finestra qua. Sento. Abbiamo detto che devo via, sono mia, Angela, basta! No, non devi capire che sono sempre da essere in esuli. Non vuole nessuna intenzione portare via i sarcofagi! Anzi, cara, e ora, ciao, Vuoi dire che sia toccato a Paolo, Savio, a vostra sorte? Dime pare da me, che tu senti anche te ancora. Ma ne Aldo, però che se signora, presentino di un una macchina, ti do così qua ma e ne paga doppia assicurazione. Ma ne sa che signora però, Strega, beh, mamma sento. mia, poveretto anche Beh, Paolo. ma guarda come che finisce le robe, È incredibile. Dove vai? Ma adesso che le robe si Ma andano adesso così. sarà qua con gli altri. Farò un giretto, andrò in giro un pochettino. Magari Sta una scianta a casa che ti si sta Ma in no, giro, ti ma- ha fatto ma un no, sacco ma di no. guai, riposati una scianta. Dai, che il mondo Dai. c'è bene. Aldo, capito. Aldo, Sì, sento cosa c'è il discorso, che partì a che vorria una mano al cielo, che vorria. Ah, ecco, pensavo di avergli insegnato la roba. Sento cosa che ti dico, Enrico. Che quasi ti tocco la banda. Ma non è mio caso mica vada tanto in giro per il mondo, sento. Guarda che
E te che già messo il pelo sul collo? Che sorta bionda, mora, verde, a quadretti, che siete tutto come? Ma dove viene a scuola sta qua? Dall'uovo di Pasqua della zia Gigina. Aldo, perdonami. Ma mia, Aldo, viene a me. anche amico, no, almeno sei francese, Francese. come europei, siete bei e supplementari di muri. Mattino, ti sai che è magia. No, fitto male, ho dovuto che a casa con una gamba sola, no? Aldo, sei qua, sei quattro. Siete prima? Come ti chiami, bellissima? Mi chiamo Brigitte. Brigitte. E tu? Non mi ricordo più. Aldo tutto caldo? Pensavo che ti chiamassi Sofia. No, Sofia, no, Sofia. Brigitte. Beh, sento che c'ho da dirti, Sì, Brigitte. caro. Che te anni con una bella coesione franco-poi. Sì. Quasi te ne faria vedere qualcuno. Qualcuno si sa vecchio, magari sa le ma qualcuno... Non vedo l'ora di leccare di francobolli, caro. Perché ti non te mi hai messo subito il pelo sul collo? Perché mi fa saceretta a me. Avevo peo da mettere sul collo. Adesso cosa facciamo? È il nostro anniversario del matrimonio, guarda che casino che devo combinare. E che te che combinare? Ami. Ti e mio papà. Vabbè, allora roviniamo, mettermi in vacca, lo sistemiamo. No, andiamo fuori a mangiare al manco, andaremo in ristorante. Andiamo fuori, andiamo via, fammi la carità. Andiamo da Mauro. Da Mauro? Sì, conosco mio Mauro, se Moreno fa i robe ferri. No, Gira dos salsicce e te viene un braccialetto tibetano, se un'occasione d'oro. No, ascolta, al manco una roba un fia più raffinata, che dobbiamo mangiare il pesce. Andiamo al capo qua, a Andiamo conserve. al capo qua. Dai, Beh, bene, e ora, ho deciso, fermo così. Chiama, prenota, paga che mi arrivo, via, dai. Andiamo a perdere tempo, portiamo via per le E cannelle. ora guarda, siete voi, mi chiamo, vago a cambiarmi, però te paghi ti. Se Ancora? questi patti, te paghi ti. Dai, andiamo a cambiarsi, che andiamo fuori al manco, festeggiamo. Dai, tira sui sky che andiamo. Lo tiro su skate, tiro su un sospiro, perché qua skate lo tirare su me. Dai, Enrico, dai, avanti. D'altronde, perché un matrimonio va a capire, è la donna che deve essere orba e l'uomo sordo! Enrico! Ho visto la Brigitte fare la pipì! La fai in piedi! Grazie!